Siete pronti? Prontissimo. Sono bella? Ok, presentatevi. Signore e signori, Umberto Tozzi. Ciao Raff. Ma voi che mestiere fate? Musicista. Bah, artista, dai. Ma quanti anni ha il tuo socio? 34. 82, 83, giù di lì. Quanti ne dimostra? 34 se li porta un po' male, devo dire. 40, E quanti se ne sente? 20. 14, 15. Ma quando si riprende a suonare? Fortunatamente adesso riprendiamo. E lo fate insieme? Raff Tozzi 2 la nostra E storia. ai live si sta con la mascherina? Penso di sì. E se ti chiedono di cantare con la mascherina? Lo farei. Io non ce la faccio a cantare con la mascherina. Ma tu quanti dischi hai venduto? Dicono più di 80 milioni di copie. E se ne vendono ancora? Credo che purtroppo sia finita, per sì. sempre. E cosa dici ad un giovane che vuole fare la vostra carriera? Lo sconsiglio, sono irripetibile. Qual è la vostra canzone più famosa? Self Control. Io credo sia Gloria. Lo sai che è forse la canzone italiana più famosa nel mondo? Non te lo so dire. È più famosa di Volare? Per i tempi di oggi sì. È più famosa di Azzurro? Credo di sì. È più famosa di Notti Magiche? Penso di sì. Tra l'altro sono il primo che ha fatto il triplete. Cioè? Ti amo tu e Gloria sono un triplete unico. Sei come Mourinho. Per scrivere Gloria ci è voluto un po' di culo? Tantissimo. E cosa avevi fumato prima di scriverla? Niente? Una bella domanda. Ma ne scriverai mai un'altra così? Come il riff di Satisfaction, è impossibile rifarlo. In Ti amo canti Apri la porta a un guerriero di carta igienica. Diciamolo una volta per tutte. Che cosa vuole dire? Un pezzo di merda. E a chi è rivolto? A me stesso. Fai la classifica dei tuoi successi. Al primo posto. Direi prima Infinito. Medaglia d'argento. Self Control. Bronzo. Cosa resterà? E poi? Battito animale. All'ultimo posto? Si può dare di più. Umberto, metti in ordine i tuoi successi. Ti amo. Seconda. Gloria. Terza. Tu. Poi? Si può dare di più e gente di merda. Dopo tutti questi successi, cosa ti manca? Avrei voluto giocare in nazionale come Roberto Baggio. Scambieresti Gloria con un gol ai mondiali? Questa è dura, non lo so. Ma si può dare di più. L'ha scritta Raff. E perché non la canta lui? Perché fino allora avevo cantato sempre in inglese. Quindi non aveva voglia di cantare in italiano. Quindi Ruggeri non ti ha fottuto il posto. No, non mi ha fottuto nessuno il posto. L'ha sostituito. Ma la musica che vende è sempre bella musica? Assolutamente no. No. Fammi un esempio. Non posso, devo avere un buon avvocato. I Queen. Ci sono stati un paio di singoli di grande successo che a me invece non piacevano. E chi ti ha fregato una canzone? Ce ne sono stati Diversi diversi. autori italiani si sono ispirati al mio repertorio. E ti sei fatto sentire? No, mi è successo il contrario. Cioè? Mi ha chiamato un giorno e mi ha detto: guarda, io ho fatto un pezzo che è uguale ad un pezzo tuo. E chi era il cantante? Il cantante è Ron. E com'è andata a finire? Talmente ho apprezzato questa sua sincerità, le ho detto: non voglio niente. Ma voi da quanto tempo vi conoscete? Da parecchio. E avete mai dormito insieme? No, non ricordo. Sì, abbiamo dormito anche insieme qualche volta. Mai ubriacati insieme? Certo che Quello sì. sì. Pisciate ai bordi della strada? Mi sa di no. Mai baciati? Sì, ma non sentimentale. Da 0 a 10 oggi, quanto conta per un cantante avere una bella faccia? 5, Tantissimo. E una bella voce? Di più. 6, E conta molto essere su Instagram? Credo di sì. 9, E quanto conta vincere un talent? Conta moltissimo. 6. Conta più vincere un talent o Sanremo? Per i giovani è più importante vincere Un un talent. talent. Tu sei stato un figlio di papà? Non sono mai stato un figlio di papà. Figlio della strada, ma tanto. E i tuoi figli? Loro sono figli di papà. E a 18 anni gli hai comprato il macchinone? No, no, per carità. Gli ho comprato subito un macchinone. E che voto ti dai come padre? Non altissimo. Se fossi un ragazzo oggi faresti il rapper? Non lo so. Credo di no. E ti piace il rap? No. In una percentuale minima, ma mi piace. E hai mai pensato di ritirarti? Sì, Sì. numerose volte. Ci penso sempre. E sei mai stato depresso in vita tua? Sì, innumerevoli, sì. Chi si sottopone a un giudizio è facile che abbia poi momenti di depressione. E in questi casi come si fa? Si prendono alcuni farmaci perché non c'è alternativa. I farmaci? No, per carità, i farmaci no. E con te? Hanno funzionato? Su di me hanno funzionato, sì. E sei stato con tante donne in vita tua? Non ho mai realmente avuto un sacco di donne. Abbastanza, sì. C'è una delle tue donne di cui non ricordi il volto? Eh beh, sì. Sono passati tanti anni, forse sì. Quindi ti hanno fermato dicendoti: ti ricordi quella notte insieme? Mi succede spessissimo. Certo non credo si riferissero al sesso o all'amore. Ma hai avuto avance da un uomo? Sì. Gli hai mai ceduto? Mai abusato di droga? Ho solo fumato della marijuana quando ero ragazzo. In quegli anni mi è capitato di farmi le canne. Ti piaceva? Fortunatamente non mi faceva star bene. Fatto il vaccino? Io sì. 2. Cosa dici ai Novax? Bisogna informarsi bene. Sono un po' come gli italiani che diventano tutti commissari tecnici quando gioca l'Italia. Ma i Maneskin sono i più forti di tutti? Sono molto felice per loro. Tifo per loro. E ti fa incazzare, invecchiare? Da morire. Fa incazzare di più quando chi è giovane pensa di aver capito tutto dalla vita. Mai avuto paura di morire? Quando penso alla morte non penso con paura. Tutti i giorni. E come se ne esce? Beh, io prego.